Stiamo contattando tutte le famiglie di origine ucraina o ucraine che già vivono a Montegrotto Terme, e non solo dell'Ucraina ma anche della Bielorussia e della Russia. E quindi abbiamo fatto una cernita sulle esigenze che queste persone possano avere. Abbiamo già contezza che sono arrivati alcuni profughi ospitati da familiari o amici, e di conseguenza abbiamo esteso quegli aiuti che già abbiamo dedicato da anni tramite l'accoglienza a chi scappa dalla guerra da altre parti del mondo anche a loro. 37 nuclei familiari, famiglie con figli piccoli, giovani donne e giovani uomini, cittadini che già da qualche giorno hanno iniziato a ospitare familiari scappati dalla guerra. A Montegrotto Terme in queste famiglie sono arrivati 2 donne, una con 2 figli piccoli. Gli uomini restano in Ucraina per combattere. I prossimi attesi sono anziani. Stanno arrivando anche degli anziani che spesso trovano delle difficoltà alle frontiere, dove aspettano anche più di 70 ore per riuscire a passare e venire in Unione Europea. Si attendono disposizioni da prefettura e governo a Montegrotto Terme, uno dei 4 comuni della provincia di Padova del progetto SAI, ex SPRAR, che già accoglie rifugiati afghani, pakistani e dell'Africa subsahariana. Per ora le famiglie ucraine fanno fronte in proprio alle necessità dei loro cari, ma potrebbero a breve essere necessari alloggi. Noi in questi giorni abbiamo attivato il banco alimentare che funziona ormai da alcuni anni per 3 giorni alla settimana grazie all'associazione Hauser, e di dare la possibilità di ampliarsi, perché appunto qualora arrivassero numeri importanti, immaginiamo che le famiglie che ospitano queste persone, parenti o conoscenti, ovviamente hanno sulle loro spalle anche l'onere appunto di ospitarli, e per dare loro un supporto sia dal punto di vista dei generi alimentari ma anche di vestiari. Dialogo con gli ucraini, ma anche con i russi e i bielorussi che vivono nel comune. Dobbiamo iniziare a costruire la pace innanzitutto nel dialogo tra le comunità che sono presenti nel nostro territorio, per fare in modo di alleviare le sofferenze da qualsiasi parte esse siano, e di sperare che chi si occupa di politica a livello internazionale trova una soluzione per un stop a questa guerra.